God Save the Wine, la nostra edizione autunnale, una delle più amate, una di quelle che riesce sempre benissimo in questo contesto di OBK, anche grazie alle proposte che facciamo, ma è una serata un po' thrilling perché è la serata in cui parliamo della vendemmia, di quello che sta succedendo, per esempio Castelnuovo Belardenga, San Felice. Come sta andando la vendemmia? La vendemmia sta andando bene e abbiamo già ovviamente raccolto, ora sai, avendo 3 proprietà, poi noi sia a Montalcino che a Bolgheri, ma a Bolgheri ovviamente abbiamo già raccolto sia il Merlot e il Cabernet ed era già finita. Nel Chianti Classico abbiamo iniziato il Sangiovese dall'inizio di questa settimana, stiamo proseguendo, il tempo ovviamente bello, secco, le uve sono molto sane, quindi prevediamo sia da un punto di vista di quantità, tornata su un rendimento regolare, ma anche qualitativamente pensiamo sarà una buona annata. Ora aspettiamo la fine, poi... Io faccio queste domande, ma è sempre difficile rispondere perché la scaramanzia, quando si ha a che fare, quando si lavora sotto il cielo, no? Esatto, finché non si alluva in cantina è bene non pronunciarsi. E invece ci possiamo pronunciare su cosa berremo quest'autunno, cosa avremo nei bicchieri. Per esempio stasera c'è stato tutti sguardi interrogativi per questa nuova etichetta Havane, già il nome è un po' particolare. Allora raccontaci delle etichette e poi cosa c'è dentro ovviamente. Inusuale perché proviene dalla zona del Chianti Lassio e Bianchi, ovviamente San Felice soprattutto, non solo San Felice ma zona del Chianti Lassio è conosciuta per i rossi ovviamente, no? Però diciamo noi siamo abbastanza alti, sui 350 metri, e questa è la vigna del lago. Siamo a Vigna del Lago perché in prossimità di un piccolo laghetto artificiale, era una zona fresca che non era estremamente proprio adatta al Sangiovese, alla maturazione del Sangiovese, e quindi all'epoca fu piantato dello Chardonnay, si adattava al Chardonnay. Questo appunto è veramente nuovo, abbiamo deciso di uscire con questa selezione di questo Chardonnay, Vigna del Lago, ed è un progetto nuovo, piccola quantità perché prima annata, questo è 2018. Un bianco ma una chicca, insomma, da provare. Una chicca, saranno, noi lo definiamo il nostro cru di bianco, diciamo così. Piccolo Montrachet, uno Chevalier Montrachet. Non esageriamo Andrea, però diciamo la gran parte fa l'affinamento in acciaio e solo una piccolissima parte fa sia la fermentazione e l'affinamento in legno, e poi viene assemblata. E ecco, un altro vino che invece abbiamo appena festeggiato i 25 anni della DOC è Bolgheri, dove voi insomma negli ultimi 2 o 3 anni siete stati anche voi, quindi ecco, com'è avere a che fare con Bolgheri, anche se ci siete arrivati da poco? Sì, siamo arrivati da poco, penso siamo gli ultimi di tanti che hanno investito in quella zona, avendo già Chianti Lassio e Montalcino era tanto e volevamo provarci anche a un Bolgheri per completare un po' il cerchio delle 3 appellazioni più, diciamo, più... Anche qui il futuro vedrà, anche questo è il Bolgheri DOC, ci sarà anche un superiore in arrivo, no? Questo è il primo vino uscito da questa novità, che poi è una piccolissima, siamo 6 ettari di vigna a Merlot e Cabernet Sauvignon, ed è il primo vino che è uscito, è il Bolgheri DOC, e il prossimo anno usciremo con un Bolgheri superiore che viene da un piccolo appezzamento di 1,5 ettari sotto la Bolgherese, diciamo. Quindi allora mi raccomando, a primavera vedete che il primo posto dove lo potete bere sarà sicuramente un God Save the Wine, quindi ci vediamo col prossimo Bolgheri. Porteremo il superiore, sì, il prossimo God Save the Wine. Grazie Fabrizio. Grazie Andrea.